Eccoci qua, voglio buonasera, un bacione, voglio oramai sono diventato venuto amar, oramai questi sono i miei inizi live, questo fatto un bacione perché sto prendendo troppi voti sti trasmissioni cantante napolitano che fanno un bacione al carcere di dove si è fatta così, no? E qui sono un po', scusatemi, questi miei inizi un po' così. Allora, niente, voglio lo pensiero, saluto sempre a chi grandi in casa Caruto che nonostante io scriva sempre salutatemi scrivetemi per i saluti, scrivete un coppa sta cazzi diretto sui commenti della diretta di YouTube, nonostante ciò sta cosa non si arriva a capire e quindi le case cadute, vabbè, tranne un paio che veramente hanno problemi a commentare, ma una grande casa caduta è Giacomo Sebillo, che saluto, però a già dice che avere una grande casa caduta perché proprio tutti i lunnerie precisi prima rinnovo mi scrive un coppa a Facebook saluta amico ne cazzo commenta un coppa a YouTube su 40 puntate con mai facciamo ma lui sembra così invece Tony alla pasta la saluto si chiama così Tony alla pasta poi non so se io ero cognome suo comunque che così c'è scritto su Facebook che non riesce a commentare perché sta con il cellulare questo è anche un problema che dobbiamo affrontare ma l'abbiamo affrontato però diciamo l'abbiamo affrontato poco a pane e povero si dovrebbe col cellulare voglio per commentare si dovrebbe accedere su YouTube, cioè praticamente quando vai in coppa YouTube ti accedi, però non si vede che è minuscolo, voi andate su accedi e dovreste riuscire ad accedere e a commentare, qualcuno ci riesce. Poi saluto Renzo Carratù, una tua uno che si chiama così, Valerio Baldanza che dice che stasera era un PC e si può collegare, Giovanni Scornamiglio, Michele Medugno, Francesca Riccio e Pachi Serpini. E Pachi Serpini. Allora, invece, andiamo a vedere chi ci sta su YouTube, diciamo quelli che stanno su YouTube che riescono a commentare che sono molto meno case cadute rispetto a chi là Camericino salutami su Facebook. Allora, Valentina Catanzaro che da Crotone, oramai la conoscete, la nostra Valentina che ci segue da Crotone, calabrese però è come se fosse napolitana perché ama Napoli, ama tutti i napoletani, Alessandro Siani in primis, e poi segue tutti quegli che fanno i video in coppa YouTube, quindi la saluto. Poi c'è sta la Gioia, si chiama, frate, me un bacio dalla Gioia, bello Gioia, mi piace il nome, la Gioia, e un bacio pure a te, ovviamente. Fulmin Man, che praticamente è, se non mi sbaglio, è Salvatore Bellini, non mi volessi sbagliare, voi bellissimi come state, stiamo bene, io sto buono, non so voi, comunque spero che state bene pure voi, Forza Azzurri pure immancabile, buonasera Cerro sempre presente, lo so, grandissimo, Gameplay TV che pure c'è sta sempre, buonasera mi saluta, e dice Fabri perché non fai con delle persone tipo Capri con furore, queste persone vanno a Capri o ad altri posti e fanno la stessa sfida che hai fatto tu, se superano le provo, scritto, non pagano, se non le superano pava. E come fanno? Mannati a gente a Capri a fare, ecco. Ce l'abbiamo fatta Capri, ma cagnare un po' format. A proposito, spero che avete visto un video che oggi mi so oggi, il video sulla geografia, chiamiamolo così, che hanno fatto Foramus d'Oltremare. Vabbè, se non l'avete visto, io averla no, mo, casomai ridavi la roba oppure ridavi mo, ridavi quando volete lui, e sta sul mio profilo, vabbè, c'è non vuoi avrì, e stu video, vabbè, simbolate che non vi dico di che si tratta, però vi premetto che questo è solo la prima parte, poi ci saranno altre 3 parti di questo video questi video che stiamo facendo in questa settimana, fuori alla mostra d'Oltremare, fuori tutta l'agenzia Furore Viaggi appunto. Ma voi avete la presa in Palatese. Chi c'è sta? Valentina Nunneri, sera Carlinos Friend, ma sì, oramai siamo veramente, stiamo a fare proprio un gruppo tipo quelli che, sì, bravo, Carlinos Friend, sai, quelli che chiamano Roberto Carlino, la casa caduta tra parentesi. Antonio Mennito, buonasera, Cielo, ti voglio bene, anche io Antonio ti voglio bene, come stai? Bene? Stai bene? Penso di sì, penso di sì. Antonia che poi ha cambiato look, perché Antonia era praticamente la Miley Cyrus di Ercolano, invece mo ha cambiato look, si è fatto capire russo, sta bene, sta molto bene, però non è più Miley Cyrus, è troppo, ha scelto di non essere più lei. Ma poi chi c'è sta più? Oh, Pasquale Guidone, grandissimo, buonasera a Stanz, c'era un modo scende più a cuore, sempre presente, grande Pasquale Guidone, ma io ti voglio bene perché tu mi sei simpatico, a me mi sei simpatica, a me proprio a pelle, poi a con la pelle, a sta la pelle, però dico a nome, Pasquale Guidone, mi fai morire, sta su nome Guidone, no? Bello, mi si simpatico. Poi, grande Marco Bove, buonasera, brigadiere, sai che ultimamente si chiamano brigadiere, amica, di brigadiere non so cosa ho io,
Oh, poi Marco Parmentola, buonasera Fabrizio, sì, giusto, ti voglio bene, anche io ti voglio bene Marco, che sei uno dei sempre presenti a questa live. Vediamo a vedere chi ci sta più, chi ci sta più, chi ci sta più. Ah, ancora Pasquale Guidone, vabbè, hit stasera. Pasquale Guidone c'era sta pure, mannaggia morta, aspetta un attimo. Stasera sta pure la mia ragazza, salutala, si chiama Antonella Triola ed è bellissima. Fa piacere che c'è una bella ragazza, te la saluto Antonella. Salutale e digli che è bella così. Stasera mi faccio una pelle, vabbè, che so. Ma potevo evitare di scrivere una cosa che so che come non stronza la leggo. Comunque spero che ti fai sta pelle stasera. E sì, perché ovviamente. Ma tu, giusto, posti, cioè, stavo vicino della casa, no? Mo quello che dico, no? Tu posti di fare una pelle, non ci vuoi, ti metti a guardare la live, mi cioè, veramente, le case crollano, questo dico soltanto questo. Allora. Poi chi ci sta più, fammi vedere un poco. Alessio Enigma, grande Alessio, stasera grande diretta di Frank e Cerrone, un appuntamento imperdibile con te che ci regali un sorriso che ci fai dimenticare tutti i problemi che abbiamo, si grosso con la G maiuscola, hai scritto maiuscola, comunque lo voglio bene, ma si facendo quasi comune dopo questa cosa qua, e tutti i problemi, ma che problema di Nale, fammi capire che problema di nel senso che i problemi ci stanno, ovviamente, i problemi ci stanno, però quando anni tieni tu, che problema ti fammi sapere, facci sapere, stasera parliamo i problemi, facciamo una puntata nuova, una puntata triste, parlando di tutti i problemi, no, già, c'ha buffa, una wall return, una tutti telegiornali, figuriamoci se ci mettiamo a parlare di problemi che non ci interessano. Arusta. Anthony Fortici che è anche un altro che c'è sempre, bella Fabio, martedì scorso stavo aspettando il tuo messaggio della live, ma non mi ero accorto che era martedì, perché se proprio da un comportamento da gran casa caduta, questo me lo concederai che veramente, vabbè, però uno si un po' però diciamo, l'Unri è un giorno che difficilmente si può confondere, perché lui è brutto, no, la setmana, che dopo una della scuola da fare una cosa, quindi è una giornata un po' così che non si dovrebbe dimenticare. Comunque scusatemi un attimo, voglio vedere quanti spettatori ci sono, è sempre una curiosità che vado a vedere, vabbè, siamo una cinquantina in noi, vabbè, sempre meglio di niente. Allora, ne vabbè. Chi c'è più Carmine Galeota Fiore, buonasera, c'ero sempre presente. Intanto ho sputato come mio solito che ogni live lo faccio. Quest'altro ho sputato sul tuo nome, Carmine Galeota. Di solito no, però non so che ha sputato, ma dicendo Carmine Galeota Fiore, ho sputato diciamo. Gianni Omega, buonasera Fabri, grande Gianni Omega, veramente un altro dei sempre presenti. Gianni Omega. Poi c'è sta Fabrizio Farro che dice. Allora, Fabrizio Farro che dice. Arussa, Cerro, ma è vero che quando facevi, scusami un attimo, Fabrizio Farro o Frada, perché ti ho perso. Allora, Cerro, ma è vero che quando facessi il video delle tizie e ti mancavano due persone, quando le trovasti erano d'accordo, ma arrivò una di loro, amica, che gli disse che eri un maniaco, sì. Sì, diciamo che no, no, non so se me ne mancavano due, però me ne mancavano poche. E io stavo stanco perché non ce la facevo più, mo ci dessi, stanco a tutti. No, ma io sono veramente stanco perché voglio convincere 100 ragazzi a farsi toccare le tizie, poi posso assicurare che è un'impresa difficilissima. Noi ci abbiamo messo un paio di mesi e allora arrivato quasi all'ultimo, no? Ce ne mancavano una decina, forse 5 o 6, ma che ce l'ha già raccontato, però la racconto volentieri questa cosa. C'è stato praticamente tre ragazze che venivano verso di noi, dice, dopo mi fermo su le cose, può fare. E ci dice, ma parlavo con due, un'altra stava un po' distratto. Dice, ragazzi, io devo fare questa cosa, sto facendo un video su YouTube, praticamente vi faccio capire che vi devo soltanto toccare il seno, ma proprio una cosa lieve, giusto 2 secondi, giusto per fare il video, cosa, ci mettiamo un attimo, vabbè. E ci faceva tutto su papiro, no? Ci spiegava questa cosa perché ce l'ha fatto anche uno in Russia, lo voglio fare io, versione napoletana, partivo con le papille mie, e stavo quasi per convincere perché loro ne erano rapite dal discorso, e lei buona, di una compagna allora la terza, no? Si porta a presto, no, chi stai un manico, sta a cano pare mesi, chi stai un malato. Allora, ma stronzi, non ci volevo dire, non ce lo dicetto perché non ce la gitta, meglio che non ce la gitta, e si buttare. Io mi ha detto proprio male, cioè, ma la mia di destra, perché invece loro si devi vidi, no? Vuole essere poi ti faccio aprire quale umani, che le sapeva, che io veramente là, le zizze, no? E con la scusa del video, capite? Cioè, io ero montato tutto sto teatrino perché che questa è una cosa proprio maligna, cioè, se ci pensi, guarda che cazzo hai a pensare?
cioè dopo che c'è sta gente mi sa che scusa i video toccano i zizi, cioè però poi non li fanno i video, cioè vabbè, comunque proprio una casa caruta che ci spera che va a finire con la mano in da merda, no? Perché va a finire con la merda non fa niente, cioè, se vuole cacare e va a finire con la mano in da merda, questa è la mia fantasia su questa ragazza che possa accadere. E chi ci sta più? Chi ci sta più? Graziano Chianese, stasera mi sono venuto a fare un giro a due. Grande Graziano, ti ringrazio Graziano, è un onore per noi, è un onore per me, è un onore che tu ci stai, mi stai guardando, ci stai guardando, cazzo sto dicendo, stando su soli, quindi mi stai guardando. Valentina Catanzaro, se la mia soddisfazione, Cerro, grazie, che parli sempre di me, della mia passione per Napoli e per 6 anni nelle tue live, ti voglio troppo bene. No, vabbè, ma questa è una cosa vera che io dico perché quando avevo un amo tuo io mi ricordo su fatto tuo, che comunque è particolare, anche se ti dirò, non sei proprio l'unica, che diciamo, per fortuna ama Napoli, ecco, c'è anche Raffaella, che non so se mo ci sta, un'altra ragazza, Raffaella De Fazio, che invece abita a Bolzano, ma già l'ho detto un paio di volte, lei abita a Bolzano, però è di origine calabrese, che è un amante proprio di Napoli, di tutti i napoletani, tutti i guaglioni, noi facciamo i video con tutte le cose, e che sia una cosa bella, perché noi napolitani, tu lo sai, noi siamo proprio amanti, no, della nostra città e tutto questo, e quindi ci fa piacere vedere che qualcuno che non è di Napoli va bene a Napoli, quindi è una cosa che è automatico, io lo dico sempre perché è una cosa che è automatico. Gianni Omega, ma alla mostra ormai ci sei ancora? Sì. Allora, io ci sono ancora alla mostra oltremare perché stiamo facendo appunto questi video, questi quiz, chiamiamola, io la chiamato quiz perché effettivamente sono domande che noi stiamo facendo alle guaglione, no? Stiamo facendo queste domande di geografia per testare la loro preparazione geografica, che alla fine mo, a già essere sincere, è un po' scarsetta, anche se però, questo ve lo dico a voi, c'è stato pure chi invece è preparato in geografia, ovviamente non è come mettermi in dubito perché si è preparato, noi i video l'hanno fatto in una certa maniera, prima ragazzini effettivamente, però hanno fatto video con gli errori, non certo con le risposte esatte, però a maggior parte c'è la geografia non è che la sanno assai, qualcuno invece sì, qualcuno invece la sa e quindi che stai. Allora, Francesco Di Sarno, buonasera, c'era un saluto da Genova, addirittura da Genova, Francesco. No, non lo so se tu sei genovano oppure sei napoletano, comunque spero che stai bene, perché pure sul fatto che ci sia Genova, ci faccio i miei butelli, ovviamente, ma ho visto, penso che avete visto pure i telegiornali. E vabbè, però mo la situazione si è un po' stabilizzata, ho visto, e non c'è stato più, c'è un tempo malamente che ha provocato quello che ha provocato, comunque io spero che stai bene. Pio Palmieri, è la mia prima volta. Buonasera Fabrizio, grande Pio. Pio, io ti seguo, guarda, ti dico che io ti seguo perché tu scrivi degli stati su Facebook che a me mi capita di vedere sotto gli occhi e mi fai sempre ridere. Scrivi delle belle battute, delle belle freddure, delle cose che mi fai sempre sorridere, quindi approfitto per dirtelo perché ci stai facendo la diretta, quindi ti saluto pure. Antonio Mennillo, Gaetta, Antonio Mennillo, sì, sì, c'è tutto bene. No, basta Miley Cyrus. Hai visto io Adam Cadmon? No, non me l'hai visto, però voglio continuare a leggere il tuo commento. Ha parlato di Justin Bieber e Miley Cyrus, la buffa di puttana, addirittura. Addirittura no, io, ma hai messo Adam Cadmon. Io un po' di magia prima per ridere, perché io penso che sia un personaggio di comico, perché si mette la maschera a Mopis, cioè non so, come se io per esempio, io perché non conosco, no, ma come se qualcuno non riconoscesse basta che smette sta maschera a bocca, a così, no? Cioè, come se mi mettesse a così e voi non mi riconoscete, perché immagino come sta a lui una casa caro, no? Voglio dire proprio chiaramente, scusa tu, o ti metti una maschera, frate, e ne manca, perché ne ha poco lui che un potresti pure riconoscere, non lo so, ma se ti metti una museruola a bocca così, e tu fa riconoscere, non lo so, comunque che tutto si è stato ammagato, vabbè, comunque non lo dico solo io, perché vedo pure che su Facebook lo veramente stanno che è una casa caro, comunque poi, occupato ma c'è perché secondo me fa ridere. Valentina Nunne, che domani mi formi sto gruppo, il gruppo si chiamerà Carlinos Friend o Case Cadutes Friends. Aprirà ufficialmente le votazioni, vabbè, ma sai quanti membri, quanta casa caruta ci potrebbero stare in questo gruppo, cansavide? Comunque mi fa piacere aprire questo gruppo pro Carlino, pro Casa Caruta. Allora, Alex Canni, Alfa Alex Canni, aspetta un momento, l'aggia perso. Alex Canni, ciao, Obè, che era Obè?
o B, o B, boh, non so, no, boh, sarà uno slang giovanile di oggi che io non conosco, vabbè, ciò, è a posto, a posto. Siendo una domanda, se avessi più soldi per fare due video, cosa miglioreresti? Boh, bella domanda, che mi hanno mai fatto questa domanda, sincero. Ma non so, di vedere i video, Alex, poi di nuovo sono molto tranquilli, sembra, a discutere una volta, io me la città tranquilli, cioè, e sono tranquilli come video, non è che ci vogliono chissà quali soldi per fare. Giustamente, se uno tenesse una cosa di soldi, magari farebbe altre cose, però in questo momento non mi viene in mente, perché, che ne so, boh, potresti fare qualche effetto speciale, boh, giusto, no? Ma poi non so se si paga, sì, ovviamente si pagano gli effetti speciali. Sì, si chiama sta qualcuno che facesse gli effetti speciali, sai, si tratta così. Forse questo farei, forse così, alla prima che mi è venuto in mente. Però non so, cioè, Alessio Enigma, 19 febbraio, 19 febbraio 26, 19 febbraio 26, faccio 20, ho un piccolo problema di ambulatorio. Ci capi manco cazzo che 19 a febbraio 20, vabbè, comunque ci capi che sto fatto un piccolo problema di ambulatorio, non l'ho già capito. Comunque faccela capire perché non l'ho già capito. Cioè, Michelangelo Giordano. Allora, sta Michelangelo Giordano. Ciao Fabrizio, sono me Vega a diretta indifferita. Stasera a Gitto, fammi sentire sta casa Caruto live stasera. Ovviamente è una novità, dici tu, stasera fammela sentire. È un onore. Comunque anche io ti ringrazio perché tu sei uno di quelli che se la vedono indifferita e ne sono tantissimi, la GTV la Tauro, ne sono veramente tanti. E però mi fa piacere che da video live ogni tanto così scrivo, poi mo c'ho i cheat sta cosa, cioè questo è il gusto di vedere sta live, che tu ti scrivi qualcosa che mi rispondono, quindi magari ogni tanto si può fare. Andrea Marino, qua c'è oggi visto un video e fuori una mostra d'oltremare dove di geografia, ste via, ingarrava tutto quanto e furore riforneva tutti i gadget, no, ma io, a parte che noi i gadget li regalavamo a priori, a prescindere dalle domande sbagliate o meno, ti dico la verità, nel senso che comunque se possiamo cioè, negato sbagliato, ma in lungo gadget, ma tu stesso gadget, quindi non è questo, però vabbè, come stai facendo buffone, che ti casetta, poi domande erano facili, oh, tu nei casi sono, cioè sono domande facili, fammici chiaramente, non sono domande difficili, anzi io pensavo che erano troppo facili, e invece c'è proprio c'è la tristica che è asciutto, quindi vabbè, comunque si viene tu regalo gadget, non mi preoccupare, ci sta bisogno. Chi ci sta? Marco Bove, aspetta, Marco te va a chiappare, te va a chiappare. Anthony Fortici, no, ok, Marco Bove dice Anthony Fortici, o tu e ne siendo una voto, no, non c'è, ma non mi dice, ma io cerco di capire quello che è scritto, ma è molto difficile. Anthony Fortici, o tu ne siendo una voto o non giovedì a mattina si presentava a messa, si pensava che era domenica. Livello di casa caduta leggenda. Io questo non l'ho già capito. Cioè, ha già capito che un non si presentava giovedì, che si pensava che era domenica, diciamo, quindi livello di casa caduta. Però un pensiero che non ho capito tanto bene, ha fatto un non, vabbè, no. Vabbè, comunque andiamo avanti, sorvoliamo questa cosa. Antonio Mennillo, cioè, lo hai saputo che Gasparri su Twitter ha offeso una ragazzina per il suo aspetto fisico, cioè tu tieni 100 anni e mi pare un cazzo. A me piace Antonio che è un linguaggio come il mio, no? Mi piace, guarda, che è una cosa tra mi piacciono molto le ragazze che hanno il nostro linguaggio, perché di solito i guaglioni sono tutti pipì, buono dice parole, dice vengano le ragazze come Antonio Mennillo che sanno dice la parola origine che ben venga, a me è una cosa che mi fa piacere, perché solo i guaglioni ce ne parlano, parga, solo i guaglioni dice ne parlano, ma anche le ragazze le dicono, e quindi ci vuole un mondo con più parolacce, secondo me, detto proprio dai. E poi comunque no, non ci sono fatti Gaspare Caito su fatta sta guaglione, questo non lo so, comunque si deve guardare prima lui, ha detto tu. E a Gaspare non prende, Gaspare comunque è una casa caruta, credo, però a scuola Serpini, c'ero devi visto un'apola, una casa caduta, vabbè, questo si sa, è inutile, ma sorvolando l'argomento Napoli, anche se ieri contro mi ha rubato un punto perché è una perdere. Giorgio Russolillo che ha scritto un commento che non capisco, ma io lo vado a leggere, solo che sto caricando un attimo, eccolo qua. Antonio, no, Giorgio Russolillo, c'era un sacco se ti ricordi di me. Una volta ti beccai a te e che la casa caduta Rodamiana. Sto parlando in una decina d'anni fa. Eravate a Roccaraso in un weekend di febbraio, Maronna, ma che mi fate ricordare? Mi fate ricordare una cosa proprio, veramente passate 10 anni. Eravate a Roccaraso in un weekend di febbraio ed io ero in compagnia di Checco Coviello e Vittorio Tortorella. Voi eravate in una tormenta di neve e se non era per noi che avremmo un passaggio restavate lì morti assiderati. Ti ricordi di sto fatto?
Ma tu mi hai fatto ricordare una cosa assurda perché questa è una storia vera. E non era Roccaraso, attenzione Giorgio, era Rivisondoli, che la posta là, però comunque era Rivisondoli, perché noi io e Damiano, appunto, Damiano sarebbe Frank, per chi non sa, Frank appunto che faceva i video, e gli ma Roccaraso, perché praticamente per un po' di guaglione, con la poi ci mangiamo con panni asciutti, comunque a buca quando c'era ma mangiassi due guaglioni e mi fine a Roccaraso una mattina, mi ricordo, proprio a casa caruto, ma veramente originali. E ho detto, ma va, io spendete i soldi e manco facete manco un cazzo, questi qua, vabbè, per di più questa cosa. E comunque mi ricordo questa cosa perché stavamo, sì, sì, stavamo in mesa a sta, sì, per perché posso stare a casa, non ci si manco un cazzo, comunque era tipo la serie, lotta la serie, con tutto buio, sfascini neve, cose, non si capiva, quindi mi sa così, a chi cazzo ma contro la buio che si deve pianuto, cosa cioè incredibile, la buca sta non è lontano, però incontrarsi con guaglioni di pianura a Rivisondoli, lotta a sera, cosa, è una cosa un po' insolita, comunque mi ricordo questa cosa. Sì, mi ricordo. E mi ricordo, su fatto che Damiano si questi scarpatelli su, Damiano ogni tanto si porta questi scarpatelli che sono poco lisce sotto, no? Si scarpa tipo a musicista, no? Si scarpa tutto classico, e Damiano comunque si venne questi scarpe un po' panni e tipo Giuliano sempre, come se stava delle buone in terra, si azzeccava in terra, all'improvviso, questi scarpe un po' ghiacci che non erano idonei. Uè, Virgilia, ciao zio Cerons, finalmente ci sono anche io, anche se credo che non te ne eri nemmeno accorto, no, io me ne ero accorto che non c'eri da un paio di settimane, ma non l'ho detto, ma me ne ero accorto, che io non ci sono stata. Comunque sia, oggi siamo alla 35esima puntata, qua come passa il tempo, ma serio, perché oramai 35 puntate praticamente sono tipo 35 settimane, che non sono un anno, però comunque stiamo là, eh. Io le live l'ho cominciato a fare più o meno ho cominciato a fare a gennaio, a febbraio, e quasi quasi stiamo là. Comunque, Luigi, me ne ero accorto che ci sei mancato, come non me ne sono accorto, io me ne accorgo sempre, che oramai mi ha abituato, no? Mi ricordi, no? Allora, chi ci sta, chi ci sta, chi ci sta? Vabbè, che sta battuto la leg proprio per far mettere scorn perché cioè, la potrei anche benissimo volare, ma Anthony Forti ci voglio, dice cosa ci fa Pippo Baudo con un cavo elettrico in mano? Il conduttore, cioè veramente stendere un velo pietoso che in questo momento appena ci una battuta sono cadute 7 case proprio qui nel mio vicinato. Lo sa. Oh, chissà, è un uomo, tu tieni un uomo che è vergognoso, veramente, ma io la vita già mettere in difficoltà perché, cioè, come ti fa a chiamare un po' su canale, cioè, tuo canale dove si chiama? Attenzione, si chiama S3RG101990. Guardami, chissà, mancano numeri, è un codice fiscale, cioè, ti chiamato con un codice fiscale chiamato canale tuo, ma proprio. Yeah, cioè, è proprio esagerato. Vabbè, io come ti volessi pure chiamare, no? Volessi dire, guarda, allora, che ne sai, Giovanni Castaldo ha detto, ma io come faccio a dire ogni po' S3RG10 1990 ha detto Casina Casa, no, non si può fare. Non si può fare. Allora, sta, Giovanni Castaldo, appunto, quello solo potevo che mi stai facendo perdere dai Sparabocco PS fino alla fine. No, forza Juve, no, forza Napoli, sì, Napolitano, non mi dice niente, voglio bene, ti rispetto, però non si, no, no. Allora, addirittura voglio attenzione, attenzione che ci sta un grandissimo, aspetta, la Gepez, mo che c'è fa? Voglio, Daniele Salvo, da Pechino, il mio primo live, voglio, Daniele Salvo, e non voglio che lavora a Pechino, in una pizzeria di Pechino, ci sta seguendo a Pechino, cioè, ma rendite conto, cioè, questa è una cosa assurda. Io lo saluto, grande Daniele, una volta mi ha mandato pure un video che si è ubriaco, perché si ubriaca, che Daniele, io me ne sono accorto, e da Pechino con due cinesi là vicino che cazzo mi ha fatto morire sto figlio di grande. Comunque grande Danilo ti saluto, faccio che io sono in Cina ora, sarà mattina, pomeriggio, non lo so, comunque faccio sapere che io sono per curiosità, così vediamo il fuso orario. Allora, Marzio, ciao Fabri, eccomi qui sempre presente, grande Marzio. Allora, ma ti fatto russo, sì, no, io perché mi hai fatto russo, lo chiamai, io mi hai fatto russo, no, ma che cavolo, sono pure. Ma poi russo perché mi stava russo, non fa che cosa. Vabbè, comunque. Francesco Di Sarno, c'ero tra i tanti genovesi a spalare il fango, vi erano tanti napoletani. Un saluto se lo meritano tutto. A noi ce lo buttano quotidianamente il fango in faccia, ma noi siamo più forti e siamo umani. Vabbè, ma che sia una cosa risaputa, che non ci sta manco bisogno da sottolineare effettivamente, perché poi sappiamo bene che ovviamente Napoli è una città dove comunque i napoletani poi sono un po'
così, vabbè, sì, sì, mo ci vuole uno, sai, sottolinea sempre le cose negative di, di Napoli, di noi napolitani, che comunque siamo pure una vranga di casa caruto, perché un po' lo siamo, però quando mo succedono cose belle non si dicono, ma questo non è solo dei napolitani, questa è una cosa che succede proprio nella vita. Si ci avete fatte caso che uno, per esempio, veramente si parla sempre di cose malamente e si tende a parlare un po' meno delle cose buone, quindi questa è una cosa che succede, non è solo con noi napolitani, ecco, questo è questa è. Vabbè, aspetta, Maestro Zen 77, che è da chi forse da amici da Nino Salvo da Pechino. Oh, anzi, qua giù. E Rino De Niro dai Margotti di Radio CRC Targato Italia. Un bacione Fabri, grande Rino. Ci capito perché ti chiama Mastro Zen 77, che sono capito, me la devi spiegare. Il grande Rino, Rino fa parte appunto di questo gruppo dei Margotti che sono dei ragazzi bravissimi che fanno i speaker a Radio CRC. Quando è una cosa la mattina li trovate lì in collegamento radio. Andatela a cercare, sono molto simpatici. Fanno pure dei video su YouTube. Attenzione, fanno anche dei video su YouTube, hanno un canale loro e fanno dei video molto simpatici. Io da lavori senza cavare a questo video, da lavori. Chi ci sta più? Chi ci sta più? Chi ci sta più? Vincenzo Perrotta, Cerro Casa Caruto è l'emblema della miglior prosa napoletana. No? Io mi sono, no, questo non lo so, però io mi sono innamorato di questo termine che io l'ho vissuto mandare col Casa Caruto perché io l'ho sempre sentita, cioè è una cosa che non è che si sente spesso, diciamo che a Napoli si dice per lo più piatto vacante, che si dice più, non so più, si dice comunque piatto vacante va per la maggiore, però a me piace queste cose, capire? Casa Caruto, cioè Casa Caruto, cioè è proprio una cosa bella, cioè quando io sentivo, sai, che sono proprio una Casa Caruto, cioè, immagina proprio sta casa che crolla, no? Allora dicevo, frate, si proprio una casa caruccia, si proprio fascina. A me mi sembra, mi piace, mi regna la bocca, non so, a me mi piace, quindi casa caruta veramente, se tu lavori che è una prosa, ci sta, perché a me piace troppo passare. Anthony Fortici, vabbè, ti posso inebriare di qualche battuta, guarda, rompila là, devi proprio, penso che, cioè, non lo so. Comunque ti voglio bene perché latino non si sente. Bravo, no, perché latino, madonna, ci tiene vicino a me che entrano questi battuti perché veramente te cancella, non so come si faccia, ma io ti cancella la Coppa Live. Una gelettonata pure, ma cioè, veramente è incontenibile. Anthony Potti, e mo a cominciare a leggere i battuti è molto quando mi scrivono i battuti scemo, allora Anthony Potti ci dice perché non si gira mai la giraffa perché si giraffa, cioè veramente voglio, chiudiamola qui questi battucci non si finisce più, non si finisce più. Qua stiamo facendo un grandissimo rigurgito. The Big Boss 007, c'ero ciao, oggi stavo in auto e mentre ero in auto fermo al traffico, due ragazzini si stavano insultando e uno di loro ha esclamato ma tu sei una casa caruta, su slogan sta ruotando, a me mi fa piacere perché c'è stato, giuro, non sto paziente, qualcuno mi scrive, qualcuno mi scrive e mi dice, sai pure io oggi bella e buona, un compagno mi ha fatto una fatta e io ho detto, ma sei proprio una casa caruta, c'è come sta infettando. E no, perché io sono stato infettato prima io da questa cosa della casa caruta, cioè dico, allora, secondo me è una cosa che piace perché è proprio non so, a me mi regnavo e dicevo, oh, ma si proprio una casa caruta, cioè, mi riempie, ma sembro ripetitivo, però è una cosa che a me piace assai. State meglio un gelato un culo gelato, Guerra M, mamma mia, cazzino, ma per tu. Cero, mi saluti, grazie per tenermi compagnia, Matteo da Casette, come no, Matteo ti saluto, ma grazie a te pure perché io te tengo compagnia, ma cioè, tu non tieni compagnia a me e io ti tengo compagnia a te, perché è così, io passo un'oretta piacevolissima quando faccio la live e mi piace assai fare questa cosa la live, quindi è una cosa reciproca. Che sì, Francesco Di Sarno, napoletano, ma credi che Genova ama i napoletani. Io so, questa cosa la so, lavoro qui in Ferrovia, ma Napoli non la cambio con nessuno. Tra Genova e Napoli c'è sempre stato questa grande, questo feeling, no? Questa alchimia, così, ma questo si sa, non solo. Questa è una cosa però che io per esempio non l'ho mai capito da cosa nasce, ecco, però comunque mi fa piacere ovviamente che ci sta tra napoletani e genovani, questa cosa qua, però sai che fosse bella una cosa che sta proprio averla no, tra più tifoserie pure, perché per esempio quando fanno vedere il gemellaggio Napoli-Genova che fanno tu quando stati, cioè quando vengono Genova i tifosi di Genova vengono qua in due stati e stanno tutti quanti insieme che Napoli
quella è una cosa proprio bella, cioè a me io, essendo che siamo abituati, mo c'ho che mi va morto, no? Che quello che succede in questi stati oggigiorno, ecco, e vedere una cosa simile, un gemellaggio, è proprio bella, è una cosa proprio bella, è come fosse bello se io veramente un calcio fosse, non tutto così perché poi fosse pure esagerato, però fosse bello che tutti i tifosi sarebbero gemellate, no? E quindi secondo me fosse una cosa bella, però boh, invece boh, è poco, è così, sono poche squadre gemellate che fanno questi fatti, proprio quelli big proprio, no? Questi ci stanno, non so, che sto dicendo una stronzata, però ne vedo poche di queste situazioni. Giuseppe Paolino, ti sto facendo un mare di pubblicità, in che senso il grande Paolino? Paolino è un grandissimo amico mio, primo no, però uno dei miei grandi capi animatori di quando io facevo animazione. Paolo Peppo ce l'ho nel cuore, però non che cazzai, sto facendo pubblicità, ma su qui non lo so, forse un po' più penso, credo. Anzi, io voglio anche approfittare per fare gli auguri a Peppe Paolino che tra poco diventa padre. Io non so quando, perché mi ha scusato, sinceramente Giuseppe non lo so, però fra forse un mese e mese, il grande Giuseppe diventa padre. Aspetta, mi ricordo pure un nome, i figli che lo chiamerei come tuo padre, però non mi ricordo, a Stefano, lo chiamerà Stefano. Peppe Paolino, neopadre, il neopadre Paolino. Allora, andiamo a vedere chi altri commenti che sono arrivati. Giovanni Castaldo ovviamente mi consiglia di sputare un po' a terra, ovviamente, ma scusa, ma hai visto quel cane? No, ha già parlato, perché se no vogliamo mostrare la wall, cioè forse che l'ha mostrata comunque la wall veramente, ma è meglio parlare a così, sto così non mi posso sì. E... Allora, sta Removed Rage, cazzo, no, purissimo. Ciao, ciao, buonasera, ti saluto. Anthony Fortici, hai detto una cosa buona. Ma che fine ha fatto video con i Pandella? Io in tutte le live, oramai c'è stato quando e voglio questi casi stanno rivelando un po' case cadute, non volevo arrivare a dire questa cosa, però ancora stanno a dire perché, boh, non lo so, comunque sono passate a bellezze, non lo so, è passato un mese, a me pare 1000 anni, comunque forse è passato un mese da quando, no, 15 settembre, 15 ottobre, già è passato un mese da quando abbiamo vinto il concorso. Ma forse un mese è poco, non lo so, comunque ancora c'è una cosa per noi stiamo a casa, finché non moriamo stiamo a casa. Ma io non credo però, cioè, con tutta onestà, io penso che loro stiano facendo delle cose loro, ovviamente, come noi, e quando hanno poco tempo fanno sto video, cioè facciamo sto video, come faccio a fare? No, ma a me piacerebbe che loro mi scrivessero e mi dicono, sì, Fabio, mi dicono, ma te certi cazzo a fare, ecco, quindi poi quando sarà, non so, a novembre, facciamo questo video insieme, però questa cosa ancora deve arrivare, quindi come già dici, capo, comunque stiamo qua e passiamo là. No, questa è cioè, giusto che mi avevo domandato perché è una cosa che come so, ma abbiamo vinto noi perché tutte voi votazioni, voto che ci avete dato, alla fine è una cosa che abbiamo vinto insieme, quindi fate bene, mi fa piacere che vi interessa questa cosa qua. Comunque questo è quanto. Ciro Liotti, e rutate che casa caruto, o compagno tu in solite realtà, e tu sai che casa caruto, wow, è che ti imparate, ma il maestro Carlino, voglio è quello che è irraggiungibile il maestro Carlino. Cansacci sai la triste che ho pubblicato una foto, che, ve lo ricordate, l'attore Giuseppe Zeno, quello che ha fatto Malese, del clan dei Camorristi, che è una cosa di 2 o 3 anni fa, no? Una serie TV che fece e su Giuseppe Zeno praticamente ha avuto qualche bagno, qualche pack a Roberto Carlino, perché che cazzo di casa ci avrà venuto. Giuseppe Zeno comunque dice una cosa tipo ringrazio Roberto Carlino per le sue solide realtà, una cosa che ha fatto per dire che comunque Roberto Carlino ha fatto pack. Scusate, a recuperare qualche commento che ho saltato, se ci riesco, perché non è semplice. Allora, ok. Voglio, fra poco c'è invita a Piettipool, fra poco dovrebbe entrare Piettipool che non so cosa ha preparato, perché veramente tu diciamo che c'è sì, non sai, no, ma stasera non so c'è proprio, perché di solito c'è un poco, gli do dei consigli sulle poesie da proporre, però stasera non avevo proprio idea, non so c'è cazzo, mo' cambia perché sennò mi scordo. Eccolo qua. Vaga invita a Piettipool e vediamo un po' che ci propone stasera. Vabbè, in realtà ci ha già consigliato una cosa, cioè ci ho consigliato, vabbè, una bottiglia, a finire. Ma secondo me manca se tu ci ho consigliato questa cosa qua, perché se mi la macchina stiamo facendo il bordello, vabbè. Comunque ci ho inviato l'invito, grazie. Aspetta, voglio acchiappare, scusate, ho saltato tanti commenti.
vado indietro. Marzio l'ha già salutato, vabbè, è stata fatta una battuta che non è meglio canale che proprio. Valerio Baldanza, Fabri, urgente, saluta Iossa Anna Maria. Ciao, urgente, Samurai, non lo so, vabbè, comunque ti ho salutato. Fulmin Man, Cicero, un'ultima cosa, io e il mio amico Marco Mazza siamo milanisti, forza Milan, ma non ti preoccupare, noi qui comunque in questa live accettiamo tutte le tifoserie, non ci sta proprio questo, anzi, però sempre forza Napoli, per me, ovviamente. Pasquale Serpini, aspetta, no. Antonio Mennillo, Cero, se vedi bene S3RG10 sta per Sergio, che sei buone, però Cimuna da proprio sta proprio applicato, effettivamente, mo che me l'hai detto, sto guardando, sì, perché non scrive Sergio, no? Che cazzo ci va a fare S3RG? Forse che giusto un nome Sergio, sì, può essere che a volte quando fai l'account non ci sta la possibilità di chiamarsi Sergio e ha avuto questa brillante idea, si chiamava, comunque aveva fatto una figura e mezzo, perché effettivamente sì, questa deve essere la spiegazione. E vabbè, comunque può capitare. Pasquale Serpini dice, ma se una ragazza è mongola e ne va a finire, è una mongolfiera, no, ma io ti sicuro il genere seriamente, tu va così però mi fai proprio, cioè, io sto genere seriamente, non l'hai capito che è una battuta, io so, chi è stato Antonio Portici, la che sta fattando, ma l'avevo detto, Michelangelo Giordano, tenga una vecchia curiosità, ma chi ti fa sti capelli? Ti questo ciuffo che è spettacolare, no? Vabbè, possiamo, purtroppo io i capelli lo devo ammettere, non so più quelli là in avorio, perché io prima avevo dei capelli, tutto, sai, a parte, cioè, è abbastanza, ma voglio, io tengo un'età, io ho quasi 31, cioè, quasi 32, quasi 32 anni, quasi 32 anni, e purtroppo una poco un po', voglio, mi sto stempiando, un po' che sto per te. E poi chi mi fa la gente già comunque, mi fa proprio la piette pulle, capito? A me li taglia lui. E lui faceva il barbiere all'epoca, piette pulle, e quindi c'è rimasto sul fatto che comunque li sa tagliare, diciamo, e quindi mette agli capito? Poi i voto, quando si stava che il barbiere che a fianco, che si chiama Patos, il barbiere che sta a fianco a Uiala che pure è bravissimo, anzi è molto bravo, e sui ciminieri barbieri miei, tra virgolette, tra virgolette. Comunque, però su ciuffa c'è è merito mio, nel senso che vabbè, tu mi stai parlando con, però comunque se invece non mi stai parlando, o ciuffo mi faccio perché su pochi capitoli sono rimasto, come spazzino, ma faccio su ciuffi che sta con fono, paro padro, cazzo, quando dovesse fare. Comunque, Graziano Chianese Cerro evita il vino la sera, no? Ma guarda, io ti dirò, grazie, io il vino non lo bevo mai, cioè è una cosa che bevo proprio raramente, il vino è una cosa proprio rara, e soprattutto in Asma, cioè, mi può capitare un mese che dopo che vino così, ma quasi mai, cioè, mi piace più a birra, però non la bevo nemmeno chissà quante volte ci molta capita a birra, ma di solito non bevo. Fulvio, vabbè, ci sto costruito, già ci disse, Fulvio Formisano che ci fa un incatenato ad una festa si scatena, cioè veramente, cioè, allora, dici, no, ci stanno un sacco di battute sceme perché ci stanno, no, ma però a me piacciono, cioè, però potranno essere scemo veramente, cioè, è proprio scemo, è troppo scemo, cioè, deve essere a un livello di scimità accettato, ma che se no, cioè, si scatena veramente, è vergognoso, capite? Cioè, rasenta la vergogna, capite? Allora, e allora là, non va bene più. C'è Salvatore Stiletti, qui, grande Salvatore. C'ero, sono tornato stamattina alle 11 a Napoli, da San Siro, dopo 22 ore complessive di pullman. La faccio, ragazzi. Stungaci, se no ho dormito poco. PS, ti ricordi di me? Come non mi ricordo? Dal nome io tengo, cioè, mi ricordo di nome, Salvatore Stiletti, mi ricordo di te. Sono il ragazzo delle imitazioni. Ah, no, aspetta, allora no, non mi ricordo. Cioè, mi ricordo Salvatore Stiletti, però non avevo collegato che eri tu quello che fa le imitazioni. Sì, ma tu in pratica mi hai mandato una foto, un video, oppure il link del tuo canale YouTube, e mi ricordo che tu facevi le imitazioni di Conte, se non sbaglio, facevo Allegri, mi sembra che facevi Allegri, e comunque eri bravo perché mi facessi ridere. E poi fai pure a coccrunate, però ricordamelo tu, Salvato, perché io mi ricordo a chi si lui, mi ricordo questi due. Allora, adesso, aspetta, andiamo a recuperare, qualche commento, adesso. Salvatore la Getta, vabbè, perché cioè, vabbè, Fulvio Formisano, vabbè, perché per esempio è più accettabile nel gym, va, la per coca fu arrestata per cosa? Per coca. Vabbè, che si dice, magari, indacchi li battuti scema che sta già mi piace più, per esempio. E su chi sono classiche, perché poi si batte che le inventate, queste sono battute vecchie, però
questo diciamo che è più che cazzo, questo è più che cazzo. Rispetto a chi la lascia, che si scatena veramente, per fare i propri bracci. Dopo in mente, Cerone, per favore, leggi questo commento, e già lo sto leggendo. Cerone, saluti un mio amico tuo fan che si chiama Marco Mazza, e già l'ha già prima, fummi in me. Ah, che sei bello. Fede Rules, cosa ne pensi di Dan Bilzerian? Allora, guarda, Dan Bilzerian, io ci sto fotografia solo perché questo è uno che si guarda per in Facebook, si chiama, per chi non lo conosce, Dan Bilzerian. Dan Bilzerian. No, con una facendo una voce era magari non dice vinto voto, no, perché poi è un nome straniero, meglio dirlo bene. Kiss praticamente è uno che aveva belle buone un po' a Facebook chi ne femmina, cioè Kiss una barbata tipo Moscardelli, assomiglia un po' a Moscardelli, perché sarebbe un giocatore Bologna, c'è la ragazza quando comunque però chi ne femmina hanno pure, sempre femmina hanno pure 10-15 femmine, ma che ci allora secondo me e pensai c'è tizia adesso una sorta di Rocco Siffredi americano, non lo so, russo, poi uno stesso in live un giorno mi disse no, chi le figli uno che tiene i soldi e praticamente smagni i soldi. Questo fu la spiegazione. Io poi non mi aiuto a prendere se era la verità, se era questo poco che si manitta a me. Comunque, beh, dai, su fa che sai, che vicini sempre 10-15 femmine vicine, che culo in faccia, cioè, non so, proprio una specie di rocco, ma meglio di rocco così, che rocco non so se fa se proprio così, però lui se le fa così. Dan Bill Zerian, non so se cita. Ah, Gameplay TV, ti è piaciuto il disegno? Se ricordo bene, il disegno è quello che mi ha mandato una recensione fa più o meno una settimana fa, sì, mi è piaciuto, ma te l'ho scritto anche. L'ho scritto e ti ringrazio molto, ovviamente. Ti ho anche ringraziato però per messaggio. Giulio Di Criscio, ce l'ho mai pensato di andare a Made in Sud con le tue battute sulle pubblicità, fai morire risate e secondo me facesse pure un bello successo. Un grande bacio. Giulio, io come te una volta l'ho spiegato questa cosa di Made in Sud, una volta l'ho spiegato. Oddio, per carità, cioè, Made in Sud è una grande trasmissione, cioè, penso che i comici che oramai stanno a Made in Sud hanno pure i soldi, no? Perché effettivamente sono conosciuti, vanno a fissate, non so. Però per esempio Medizut a me non è una trasmissione che piace tantissimo, nel senso che, attenzione, 8 quando dice One, piace, no, mi piace, mi piaceva più all'inizio, so, l'anno scorso, quando la prima edizione, non mi ricordo se era l'anno scorso o secondo anno, perché tutti i comici erano, cioè, non, cioè, li conoscevo, però era la prima volta che li vedevo, no? In quei personaggi, in quelle cose là. Ma rompano poco, ma c'è tutto cazzo, perché comunque pare dice sempre le stesse cose, sempre le stesse. Allora, non me lo vedo più piacevolmente Medizud. A me non è una trasmissione che oggi mi fa impazzire. Però per carità, mi piace, tra virgolette, mi piacesse sta pure la mia, non è che lo nego. Solamente che è un tipo di comicità dove, per esempio, difficilmente là c'è sta qualcuno tranne Ciro Giustiniani, un poco Paolo Caiazzo, ma pure Paolo Caiazzo fa il, vabbè, Paolo Caiazzo è un po' chi li ha così, cioè può fare un personaggio pazzo, ma quello è così. Cioè, a me mi piace la comicità un po' più così, no? Un po' più che uno ad essere se stesso, ecco. E là invece sono personaggi, loro, gli autori di Medizio, hanno trovano i personaggi, poi c'è sta chi sia un discorso particolare, poi ci sta pure il fatto che per esempio, che ne sacci, nelle trasmissioni televisive, il comico da televisione è una cosa, cioè nel senso che immagino che tiene 3 minuti, cioè al massimo 3 minuti per fare una cosa, cioè no, se tutti parti con un discorso molto particolare, molto lungo e va pure la wall, si può fare. Comunque da un certo lato mi piacesse perché è bello, no? Cioè, non so, Made in Sud, cioè, si sta a Made in Sud, dove conosce tutto Napoli, tutta Italia, probabilmente oggigiorno, e a buschi soldi, però da un altro lato, non so, a me Made in Sud mi fa impazzire, questo è la cosa, è un pensiero mio. Comunque mi fa piacere che tu mi vedi buono là, mi parisse buono là, comunque ti ringrazio. E qui c'è Sergio. Lino Monti, Cerone dei post complimenti per i video che fa. Mi puoi salutare mia figlia Gaia gridando Gaia! Non lo so che stavano su del Moat, però ti ho reso l'idea Gaia. Saluto a Lino e ti ringrazio. Simone Cozzolino, Roberto Gallino ci fetuciato, questo non lo so, questo non lo so, questo non lo possiamo dire perché non l'ho mai detto. Io sogno di incontrarlo un giorno con Roberto Gallino per poter dire che ci fetuciato, ma questo non lo so. Qualcuno mi sta stummando che non leggo i commenti, ma non è così perché io li vado a prendere tutti. Valeria Bottone, buonasera, a quando la seconda parte del nuovo quiz? Questa è una bella domanda, mercoledì pomeriggio, sera, non lo so, perché poi dipende da mamma
di Facebook, che i bot, vabbè, no, c'era però la mamma di Facebook sta migliorando rispetto a prima che quando caricavano 15 mettevi 5 anni, era un po' l'unica, cioè, sempre l'unica in casa che mettiamo, tipo, diciamo, dei formati troppo pesanti che non caricavano, non si caricavano con Facebook. Diciamo, capito che ma fai formati più piccoli, quindi non pigliavo con Facebook, ma alla fine la colpa era nostra. E comunque mercoledì c'è stata la seconda parte di queste quiz, di questo quiz che stanno facendo alla mostra d'oltremare. Va giù un po' per dire perché chissà, la prima puntata è stata bella, la seconda sicuramente è migliore. Non ve la perdete. Allora, The Fulmine Man, sarebbe Salvatore Bellini, c'è uno perché l'automobile si mette in moto e la moto non si mette in automobile. Ma da carica, ciao, ma c'è chi lo endono i portici che parte tu si battusce. Giuseppe Paolino, cioè tutti ti continuano a chiedere perché non vai a Made in Sud, ma la vera domanda è perché si deve pagare per una carta di credito. Grande Paolino, Paolino c'ha quella poca fa, mi fa sempre ridere a me Giuseppe Paolino, che io, mi piace sta battuta, bello, mi piace, che lei sarebbe la bugia del conto arancio, che chi fabbrica gli svegli domanda in coppa vita e poi alla fine dice perché si deve pagare una carta di credito. Sto sempre, io dico sempre, ma che da basta, ci faccio mica carte di credito, non lo so. E io so, io tengo questo ricordo magari sbagliato, magari non faccio una figura in mezzo, però è un ricordo che io mi ricordo che quando eri piccino, no? Parlavano i grandi, no? Parlavano e dicevano che mettere i soldi in banca, ma ricordo queste cose, però non so se sono vere, ma insomma, diceva, quando uno mette i soldi nella banca, no? Ti davano i soldi, ti davano gli interessi. Mo non lo so, poi crescendo, no? Ci capita che invece oggi mi pare tu conto, pare che tu metti i soldi in coppa banca e loro si prendono mo poco, perché non è che si pigliano chissà qua, però si pigliano i soldi, cioè si pigliano una quota per tenerti i soldi in banca, no? Bucacchi tempi, sicuramente non i soldi, mi tu e io mi ricordo che invece era la banca che ti pagava gli interessi, cioè se tu avevi dei soldi, fruttavano questi soldi in banca, ma non so, c'è qualcuno sai, c'è lato lato, qualcuno che se ne intende, magari sta dicendo, ma cazzo stai dicendo, no, ma io questo, infatti delucidatemi su questa situazione delle banche, Cain, non ho mai capito come funziona, come scifro, ma poi intendono la lira, quindi non è un problema che sa che è un problema per me, tengono la lira, però comunque, vabbè, detto questa cosa delle banche andiamo avanti. Aspetta, Virgilia Cero, ma visto che io non posso venire, no, un gadget a me me lo spedisci, già, guarda, aspetta, un gadget a te, ma è una acquistare più a spedizione che il gadget, tra l'altro. Ma che stanno girando a Napoli, va, che stanno questi belli giornate, oggi a proposito di belle giornate, non lo so, ma c'è state belle buone foto l'estate, no? Questa è una cosa che dico perché non so, se mi rende un po' russo, ecco, qualcuno ha detto sei russo, ma io non sono russo perché mo bevo vino, ecco, ma perché poi tu mangi abbronzata, ieri si è una di solo assurda, se mi fa la mostra oltre secondo me 30-31 gradi, facevano povera assurdo, ma è una cosa, cioè è bello, per carità, a me piace l'estate, tutto quello, però tiene una certa punta, chi ci fa, cioè, uno veramente si va, poi sbatti in terra e moriva, una cosa esagerata, però che ben venga, cioè 25-26 gradi, ma 31 gradi, cioè non lo so, comunque andiamo avanti. Aspetta, no. Ho cadastruzzato, no, io leggo cercati. Gabriela Cozzolino, c'era ma qualche scherzo a Monte Sant'Angelo? No, e perché no? Guarda che a Monte Sant'Angelo non so se ci farà, tu pensi stai dicendo l'università. Noi già abbiamo colpito delle università nei nostri scherzi precedenti, cioè, ma non volontariamente, perché abbiamo fatto dei scherzi fuori all'università che si chiama ingegneria, mi pare che si chiama, che sta a Bascio Stadio, ma non perché noi siamo pigri, lo sai, poi non abbiamo, non c'è l'autonomassa, essendo che stiamo a pianura, scendiamo a Bascia all'università, là, abbiamo fatto scherzi dell'accendino, abbiamo fatto lo scherzo del cane di cartone, ecco, e quindi abbiamo qualcuno addirittura dice tu voglio magari ce la vita con noi all'università di ingegneria, no, non era questa, era perché stiamo fuori stadio, è una zona vicina a noi, e quindi perciò abbiamo fatto, però l'università del Monte Sant'Angelo pure è un'idea, però non so se si fa della Sri però sicuramente sarebbe bello che chi ne gente, là stanno so che gente, so che vogliono, si potrebbero fare delle belle cose. Aspetta, ma avrei un commento. Intanto Pitbull non si sente ancora stranamente, quindi io gli mando un altro invito, e vediamo se ci sta. Si entra Francesco, no, Francesco Supervi si chiama che passo Supervi e poi qua gli mando un altro e vediamo se trasa. No.
Cioè, ma due inviti dovrebbe essere sufficienti. Allora, andiamo a vedere chi ci sta, chi ci sta, chi ci sta. Ma aspetta. Ah, boh, non vi leggo proprio queste battute che non si possono, non si possono proprio leggere. Oh, state ora, boh, non si può leggere proprio. Chissà, boh, chissà. Che per esempio si potesse leggere, guarda, Fabrizio Farro, perché l'ho creduta per un po'. Ieri un comune è andato a sbattere sul Golfo di Napoli, ha cancellato tutto, veramente, cioè, è scemo, però lo possiamo fare. Comunque, Salvatore Stiletti, cioè, è vero che oltre a Conte, Allegri, faccio anche Benitez, De Laurentiis, Mourinho, Mourinho, Ibra, Cavani, Lavezzi, Berlusconi, Rudi Garcia, Stramaccioni, Petkovic, e qualcuno mi sfugge, sì, ma faccio il sei fatto tu, ma tu l'allenatore della serie. Comunque è bravo, veramente. Salvatore Stiletti, se lo andate a vedere su YouTube, veramente li sa fare. Io l'ho visto il video che lui fa tutte queste imitazioni, veramente è bravo. Antonio Catone, cioè, la prima volta in live, qual è la capitale dell'Olanda? Amsterdam. Quando risate, oggi fatti abbraccio forte. No, pensavo che stia facendo la mia domanda, lo rimetterò alla prova. Comunque, grazie, ti ringrazio. Mi fa piacere che hai visto il video. E vabbè. Allora, Gabriella Cozzolino, ce l'hai fatto lo scherzo dell'accendi dal mio ragazzo, ma l'hai tagliato dal video. Mi dispiace dirtelo, ma sei una casa caduto. No, non. E chi è? Mo voglio, mi fate ingrippare. Mi fate incuriosire chi è il tuo ragazzo. La mattina stiamo tagliando un sacco loro perché mi ha fatto uno cioè, perché la mattina ho fatto ma era facile, non bastava capire vicino, pigliava la cenetta e ne andava. Quindi abbiamo fatti tanti di scherzi della cena, però ovviamente nel primo metro tutto quanto perché il video durava 15 minuti. Già lo facemmo all'inizio facetto durava 7 minuti il primo video, poi letto ma cancellava perché non volle, diciamo, non ci piace il fatto di comparire nel video e quindi lo abbiamo video, letto ma lo ha, no? E dopodiché poi l'hanno messo dopo tanti mesi, l'abbiamo rimontato, l'abbiamo tagliato da 7 minuti, l'abbiamo fatto da 3 minuti, quindi l'abbiamo tagliato un sacco di materiale, questo voglio dire. Però mi ha fatto incuriosire chi era Valentina Catanzaro cosa fa un pomodoro in una salata a ballo, la salsa, cioè veramente ogni tanto purtroppo queste battute non si fermano più. Gabriele Cozzolino dice sul discorso della banca, cioè i soldi mo non fruttano ma sono fracitano, ovviamente. Una battuta scema oramai tanto sai cosa disse Gesù alla Maddalena? Disse troppo bella a Sardegna, ma ormai cioè, ma chissà che questa battuta per esempio per chi non sa che dicendo mo c'ho la geografia la Maddalena è anche un'isola che sta in Sardegna che se non capisce questa battuta te lo voglio dire. Comunque ormai ogni commento è una battuta scema, ci sta niente da fare. Ma in leggo, che ne le faccio a questi non le leggo. Allora, andiamo a vedere. Poi Domenico Di Frenna mi chiama, addirittura Domenico Di Frenna che entra ora in live, non so se già ci stava prima. Poi Vigile voglio la poesia di Petto e voglio purtroppo non c'è nemmeno il telefonino appresso perché se non chiamava e ci diceva che questa cosa ci ha chiamato due inviti più di questo, non so che per quale abbia passato, ma anche poi capace che trasca ultimamente sta entrando nei 5 minuti a così perché non si riesce a collegare, problemi connessi. Vabbè. Antonio Catone, beata a voi, io sono emigrato a Vicenza, perché stiamo parlando con prima, sono emigrato a Vicenza e stamattina Steve è esagerato, lo so perché ci sono stato a Vicenza ed effettivamente cioè, è brutto Vicenza, mi dispiace assai che sta a Vicenza, però ovviamente avrei trovato lavoro e tutto questo qui. Comunque Vicenza veramente stanno sacchi ci stanno sacchi e poi si scassano a Vicenza e spritz, cavolo, lo spritz e qua. Allora, Francesco Di Sarno, Cero mi ha mandato un messaggio Pitbull è rimasto a pelo sulla montagna spaccata, sulla montagna spaccata, no, ma è rimasto sta a pelo, quindi non è potuto rimanere a piedi, perché io sta a pelo, effettivamente. Non sapeva una patente, perché non è che nemmeno lui teneva una patente, questo non lo sapevate, forse come sa sta dicendo. Sabo che sta dentro legge proprio, meglio che non legge proprio, così oramai non si fermano più. Giuseppe Parrilla, fammi un piacere, saluta Ciccio Napoli. Saluta Ciccio Napoli, se esiste questo Ciccio Napoli. Lo salutiamo. No, c'è ormai tutto battuto scemo. Qua c'è troppo, cioè c'è troppo commento un poco normale, molto difficile. Molto, ma hai sbagliato a leggere ma per tutti i forti. Lo sapevo che si leggeva prima, si scatenava pure di ferie, infatti così è stato. Sta. Daniele Salvo, il ragazzo sta a Pechino.
Hai detto, comunque la pizzeria è la mia, fammi un po' di pubblicità. Una casa che no, comunque Daniele Salvo, io non lo so se lo conosci, però veramente c'ha una catena di pizzerie che si chiama Salvo Pizzerie, che è pure abbastanza famosa, comunque. Sono pizzerie che stanno a San Giorgio a Crema se non sbaglio, e non solo. E comunque tiene pure questa pizzeria a Pechino. Mo quindi Daniele, io ti ho fatto questa pubblicità, forse una cosa soldi perché se no busco tu Pechina, hai finito? No, sto scherzando ovviamente. Lo sta. Guerra M, comunque io sono di Chiaiano, però mo abito a Caserta, mi dispiace che non sto a Napoli. E vabbè. Ma Caserta pure la Caserta non è male, e poi non è lontana da Napoli, su 20 minuti, 20 minuti da Napoli. Napoli, voglio. Niente, voglio, i caccia a facca. No, e te, stai un attimo zana sfatti pure così, ma non lo so. No, veramente battute scemo, aiuto. Cioè, sta poca fa. Sto cercando un commento degno, ma c'è sta niente da fa. C'è sta niente da fa. Dico tutte cose sceme. Oramai sono quasi costretto a leggerle perché purtroppo ci stanno tutte battute così. Ma meno male fra poco mi fanno nudo, perché veramente se non si poteva innanzi, se no non si poteva andare avanti. Niente, io tutto battute scemo. E almeno voglio leggerne qualcuno, ma la più meritevole. Cavi, cosa fa Gesù? Sai cosa dice Gesù quando Giuda si ruba i denari? Ma si trova una casa caduta, cioè, stiamo cadendo nella tristaulo. Ah, che sia una cosa che va bene, no, no, che se manca posso leggere, questa manca posso leggere, questa voglio, vado a finire, vado a finire, niente. Niente, oggi tutte battute sceme arrivano, purtroppo arrivano tutte battute sceme, quindi io in questo caso tendo di nuovo l'invito a Piette Pool proprio in extremis per farle entrare almeno un momento poetico, un momento poetico. Quindi, tendo l'ultima volta l'aiuto da casa di Piette Pool, no. Terzo invito mandato, ma Piette Pool è una grande casa caruto che non è entrato. Pure per far pigliare poco ciata a me perché effettivamente sono un po' corto di fiato. Quindi voglio solo battute sceme arrivano. Vabbè, a questo punto voglio comunque si è fatto un'ora, sono fatte 10 e mezzo, quindi approfitto diciamo, per chiudere questa live dopo tutte queste facce brutte che stanno arrivando. E voglio dire, no, io vi ricordo, mercoledì mi raccomando, vedete un video che uscirà questa nuova, come si chiama, questa seconda puntata di questa seconda parte di questi video che stiamo facendo per questo attratto fotografie domande di geografia. E poi la live ci vediamo sempre lunedì alle 21:30. Scusatemi se è chiuso, ma stanno arrivando certi commenti troppi ridicoli che non mi vorrei. Meglio che non ci lo dico pure, meglio che si pure leggere, citate tu, ma non me li fate leggere a me. Quindi questo è qua. Poi ci vedremo lunedì alle 21:30, mi raccomando. Ciao ciao.